come te. No, non è rimasta dalla terra, sei rimasto con noi per nutrirci di te. Pane di vita ed infiammare col tuo amore tutta l'umanità. Pane del cielo sei tu, Gesù, via d'amore. La passione dai volontari e da tutti coloro che hanno collaborato proprio a realizzarla. Permettetemi di dare il mio saluto personale, ma anche vi porto il saluto del nostro Vescovo Mario, che in questo momento è impegnato nella visita pastorale a Mussomeli, nella parrocchia di Sant'Enrico. E penso che sarebbe venuto se non ci fosse stato questo impegno già programmato da tanto tempo, perché io l'anno scorso ho portato delle referenze bellissime e lui quasi quasi, ecco, era un po' invidioso. Comunque vi saluta con affetto, saluta l'arciprete, al quale rivolgo il mio saluto, e un saluto carissimo al sindaco Salvatore, all'onorevole Miccichè, i sacerdoti che sono presenti, a tutti i sindaci. È bello vedere, ecco, questa collaborazione e direi questa amicizia tra di voi sindaci. Questo è un motivo di speranza per il nostro territorio, perché quando c'è l'unione di intenti, quando c'è l'amicizia sul piano umano, tutto il resto si può discutere, tutto il resto può diciamo essere realizzato. E vorrei anche porgere un saluto particolare ai nostri amici dell'Arma dei Carabinieri e augurare loro veramente un servizio efficace e profondo nel territorio in cui operano, e in questo giorno che ricordano il 201esimo anniversario della loro fondazione. E un saluto a tutti voi, un affettuoso saluto proprio in questo momento nel quale ci accingiamo a vivere questo momento di festa per la comunità di Acquaviva, che si inserisce proprio nella festa, grande festa del Corpus Domini che noi vivremo domenica prossima. Questa infiorata non nasce semplicemente dal gusto estetico del sindaco o dei collaboratori o dei membri della Proloco, che ancora vogliamo ringraziare per queste realizzazioni. Non nasce semplicemente appunto dal gusto estetico. Credo che nasca anche da quella fede profonda nel mistero che noi celebreremo domenica prossima, per il quale appunto questa realizzazione assume un particolare significato. E io penso che il valore aggiunto proprio di questa realizzazione, che ora ammireremo subito dopo la inaugurazione, la benedizione, il valore aggiunto è proprio questo: volere cogliere dalla bellezza di questa realizzazione quella bellezza ulteriore che è Dio stesso, al quale le cose che noi realizziamo ci devono sempre rimandare. Noi celebreremo la festa del Corpus Domini domenica prossima. E che cos'è la festa del Corpus Domini, se non potremmo dire la festa della materia, del sensibile, che è stato assunto da Gesù per diventare addirittura il suo corpo e il suo sangue. Questa materia che è stata divinizzata da Gesù ci dice che il nostro corpo, la nostra vita è aperta verso Dio, è aperta verso il trascendente, è aperta verso Lui. E allora, proprio da questo punto di vista, noi dobbiamo cogliere nella materia sensibile che noi ammireremo, dobbiamo cogliere la presenza di Dio. Non avrebbe senso realizzare tutto questo, vi dicevo, coinvolgendo anche, diciamo, la Chiesa, anche la benedizione di Dio, se non ci fosse questo particolare riferimento al Signore, a quel mistero che noi celebreremo appunto domenica prossima.
Di tutto noi possiamo fare a meno, ma non della presenza, del bello che è Dio nella nostra vita. Attraverso queste realizzazioni noi eleviamo il nostro cuore a Dio. Questa porta che attraverseremo e queste realizzazioni che noi vedremo devono essere per noi il segno di quella porta verso l'infinito che si deve aprire nel nostro cuore contemplando le meraviglie che il Signore opera nella nostra vita. E allora è per questo che, ecco, stasera dobbiamo vivere questo momento non semplicemente come un momento in cui dobbiamo restare ammirati dal punto di vista umano di quello che è stato fatto, e sicuramente questo avverrà perché il coinvolgimento già di tante persone nel realizzare questa opera d'arte è degna di ammirazione, perché dice collaborazione, dice sacrificio, dice un obiettivo comune che è stato raggiunto. Ma dobbiamo da stasera, ecco, guardare a questa opera come il frutto proprio di una presenza ulteriore, che è la presenza del Signore, che nella sua bellezza, nel suo splendore vuole risplendere nella nostra vita. E allora, ecco, vediamolo così, questo momento di festa e di gioia che stiamo vivendo. Voglio ancora una volta rinnovare la mia gratitudine e le mie congratulazioni a tutti coloro che hanno realizzato questa opera, e soprattutto a quello che attorno ad essa si realizza e si costruisce. La vostra presenza, la presenza dei sindaci, dei comuni viciniori qui è segno proprio di un intento che è stato raggiunto, è segno di una meta che è stata raggiunta, quella di creare comunione, di creare amicizia, e a partire da questo, ecco, di realizzare il maggior bene per la nostra gente, per i fedeli che vivono all'interno di questa comunità. E per cui continuiamo la preghiera e ci avviamo poi a vivere questa passeggiata artistica proprio col cuore elevato verso il Signore. Carissimi fratelli e sorelle, a nome di tutta la comunità parrocchiale rivolgo a tutti e a ciascuno il mio cordiale saluto e vi ringrazio per aver accolto il nostro invito. Questa iniziativa della Breccia Alfiorata in onore del Corpus Domini desidera esprimere e rinnovare l'amicizia della Chiesa con il mondo dell'arte, un'amicizia consolidata nel tempo, poiché il cristianesimo, fin dalle sue origini, ha ben compreso il valore dell'arte e ne ha utilizzato sapientemente i multiformi linguaggi per comunicare il suo immutabile messaggio di salvezza. Questa amicizia va continuamente promossa e sostenuta affinché sia autentica e feconda, adeguata ai tempi e tenga conto delle situazioni e dei cambiamenti sociali e culturali. Ecco il motivo di questo nostro secondo appuntamento. Ringraziamo in modo particolare Monsignor Giuseppe Laplaca, vicario generale per la nostra diocesi, per aver accettato con disponibilità il nostro invito a presiedere questa inaugurazione e per le accorate parole che ci ha rivolto anche a nome del nostro vescovo Monsignor Mario Russotto. Saluto i confratelli sacerdoti, Padre Alessandro Rovello,
nonché il vicario fonario della zona, come anche padre Bernardo. Salutiamo le autorità civili, i tanti sindaci qui convenuti, qui numerosi, convenuti dai paesi vicini. Grazie per averci onorato con la vostra presenza istituzionale. Come salutiamo e ringraziamo la presenza delle confraternite provenienti dalle vicine parrocchie Mussomeli, Sutera, Bonpensiero e Vallelunga. Cari amici, con il vostro abito artistico devozionale avete contribuito alla bellezza di questa iniziativa in onore di Gesù sacramentato. Come anche ringraziamo i gruppi di preghiera della nostra parrocchia, il coro parrocchiale che anima questa celebrazione, come anche la banda musicale di Mussomeli. Protagonisti di questa iniziativa artistica siete voi, cari volontari della Breccia Alfiorata e della Proloco di Acquaviva. Circa 3 mesi fa, visto il successo della prima edizione della Breccia Alfiorata, avete espresso il desiderio di rifare e riproporre l'iniziativa artistica come seconda edizione. Certo, l'avete sottoposta al vaglio delle autorità civili e religiose, in modo particolare al sindaco e all'amministrazione comunale che ha patrocinato l'iniziativa, e ci siete riusciti in modo lodevole, sacrificando in determinati momenti anche i vostri impegni di famiglia e di lavoro, sfidando talvolta anche il freddo. Cari giovani, avviandomi alla conclusione, a nome di tutta la comunità parrocchiale vorrei rivolgervi un cordiale, amichevole e appassionato augurio di compiacimento. Continuate ad essere i custodi della bellezza in modo da suscitare sogni e speranze e di ampliare la coscienza che anche attraverso il disegno artistico voi comunicate il mistero eucaristico, centro e culmine della vita della Chiesa, Cristo, pane spezzato per la vita del mondo. Grazie e auguri a tutti. Grazie a Padre Rosario. Prima del mio intervento desideravo dare la parola al Presidente della Proloco, Elena Frangiamore. Subito dopo parlerà Lino Noto in rappresentanza di tutti i volontari che si sono spesi per questa manifestazione e poi concluderò io. Grazie. Buonasera a tutti. Vi do il benvenuto a nome mio e della Proloco a questa seconda edizione della Breccia Alfiorata. Scusate l'emozione. Come alcuni di voi già sapranno, la nostra Proloco è stata da poco costituita, però considerando il successo della prima edizione desideriamo che questa manifestazione diventi una tradizione per il nostro paese. Proprio per questo è il primo evento a cui ci siamo dedicati. Di certo le difficoltà che abbiamo incontrate sono diverse e l'impegno profuso è stato tantissimo. Vorrei a tal proposito fare dei ringraziamenti. Ringrazio in primis Lino Noto e Pina Frangiamore. Che sono state le braccia, ma soprattutto le menti. Hanno dato sfogo alla loro creatività e al loro estro artistico, mettendo a nostra disposizione le loro idee, ma soprattutto facendo in modo che queste venissero realizzate. Ringrazio le signore che affettuosamente abbiamo soprannominato delle rose, che ci hanno aiutato per la realizzazione dei fiori e quindi hanno svolto anch'esse un lavoro indispensabile. Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato per la realizzazione dei pannelli e per la sistemazione di tutto quanto fra poco andrete ad ammirare. Ringrazio l'amministrazione comunale, Padre Rosario e tutti voi che ci state onorando della vostra presenza. Vi auguro una buona serata e una buona visione. Autorità, illustri ospiti, signore
e signori, cari amici, buonasera e benvenuti alla seconda breccia alfiorata del Corpus Domini di Acquaviva Platani. In qualità di coordinatore di questa stupenda manifestazione, permettetemi di spendere qualche parola che per scarsa capacità di memorizzazione preferisco esporre leggendo qualche appunto. Siamo giunti alla seconda breccia alfiorata. Breccia alfiorata. Uno strano nome che comincia a entrare nell'uso comune fra la comunità. Una manifestazione l'anno scorso ideata da 2 persone con l'aiuto di un gruppo di giovani volontari che testardemente hanno fermamente creduto in questo tipo di iniziativa, raggiungendo l'obiettivo in maniera egregia e degna di essere presa nella giusta considerazione. A tal proposito voglio esprimere il mio più caloroso ringraziamento a Mario Petronio e famiglia che quest'anno per motivi personali che certo non sto qui ad elencare non hanno potuto dare il loro contributo. Ringrazio Mario per avermi insistentemente incoraggiato a continuare nell'esperienza. Già l'avete fatto, ma vi invito i presenti a condividere il mio pensiero dedicandogli un altrettanto applauso. La gestione della manifestazione quest'anno è stata demandata alla Proloco, presieduta da Elena Frangiamore, collaborata da validi soci che credono e lavorano per dar lustro al nostro caro paese. Ringrazio il signor Sindaco e la sua amministrazione per aver finanziato la manifestazione. Ringrazio la parrocchia che ha dato il proprio contributo in termini di attiva collaborazione. Quest'anno sono stati realizzati altri 20 pannelli artistici sui misteri del Rosario, che insieme ai 43 dell'anno scorso adornano 2 tratti della via Vittorio Emanuele più un tratto della via Umberto, con annessa piazza Prado Mosca. Sono delle umili opere artistiche realizzate con impegno, voglia di fare, entusiasmo, che spero possano soddisfare in pieno le aspettative dei visitatori. È una manifestazione del tutto unica ed originale, che quest'anno rispetto all'anno scorso ha subito alcune modifiche. La principale novità è stata quella dell'attivazione del nuovo laboratorio dei fiori artificiali. È stato un laboratorio molto ma molto apprezzato e partecipato da un gruppo di ragazze, tra virgolette, nostre compaesane, che giorno dopo giorno hanno sempre più dimostrato professionalità, voglia di fare e principalmente spirito critico per raggiungere fini utili per la buona riuscita della manifestazione. Ma la vera soddisfazione scaturisce dal fatto che finalmente in una piccola realtà è nato un gruppo con una spiccata voglia di stare insieme, di discutere, di scherzare, di essere socievoli e sociali, di sentirsi vivi e utili per la comunità, liberandosi da quell'immobilismo che certo non aiuta a soddisfare le aspettative di una vita vissuta. Ad Elisa Panepinto, Giovanna Federico, Antonella Frangiamore, Marianna Mallia, Tina Migliore e marito Lillo Di Vita, Maria Giambrone, Gabriella Giambrone, Dorina Insalaco, Maria Luisa Noto, Melina Monachello, Giovanna Monachello, ai miei suoceri Enza Mistretta e Vincenzo Frangiamore, Lilla d'Ercole, Filippo Frangiamore, Rosa Trupia, Concetta Traina, Maria Fava, Lillo Borgia, Teresa Solce, Giuseppina Vullo, Salvatore Federico, Pino Alfano, Enza Noto. Va il mio più sentito ringraziamento. Bisogna essere orgogliosi di loro. Sono delle persone degne di essere apprezzate per tutto il lavoro che hanno elargito gratuitamente, credendo nei sani principi del volontariato. L'altro laboratorio è stato quello dei pannelli artistici, attivato nel capannone del signor Giuseppe Gigero, a cui va il mio personale ringraziamento per averci messo a disposizione sia i locali che il suo personale aiuto per raggiungere la massima efficienza. Che dire del gruppo del laboratorio dei pannelli, di cui mi onoro di averne fatto parte anch'io? È stato un gruppo striminzito, pochi ma sostanziosi.
nel corso di circa 3 mesi, sfidando tutto e di tutto, freddo nel primo periodo, caldo nel secondo, intoppi di vario genere, togliendo tempo anche alle esigenze familiari, ha raggiunto grandi risultati, degni di essere presi pienamente e apprezzati. Essendo l'unica donna frequentante il laboratorio, per ragioni di cavalleria, permettetemi di ringraziare in primis mia moglie Giuseppina. Il tuttofare della situazione. A Luigi Di Lorenzo, Gianluigi Di Castro, l'instancabile Filiberto Noto, mio fratello Calogero Noto, Piero Conti, Alfonso Genco, Salvatore Scavone, Igio Vincelli, Giuseppe Di Lorenzo, Mattia Scalia e Andrea Genco, Pino Rubino, Tino Danna, che in maniera saltuaria ha dato il suo concreto contributo, Vincenzo Vullo, Salvatore Vullo e Carmelo Gencorrusso, che hanno messo a disposizione i propri mezzi di trasporto gratuitamente, sia il lavoro manuale che gratuitamente. Giuseppe Franzù e Nicola Territo per aver messo a disposizione gratuitamente sia il lavoro manuale che materiale per la costruzione di questo palco. A loro tutti va il mio applauso sia per il lavoro elargito che per la fattiva collaborazione a livello gestionale. Ringrazio tutti i cittadini che hanno dato un contributo finanziario e tutti coloro che hanno dato un aiuto per l'allestimento della Breccia Fiorata. Sono veramente tanti, a partire da un folto gruppo di ragazzi, di bambini, di tante persone e tante altre persone che non posso menzionare singolarmente per evitare possibili e sgradevoli dimenticanze. Si dice che l'appetito viene mangiando, è proprio vero. L'anno scorso abbiamo iniziato a mangiare, non soldi. Quest'anno abbiamo iniziato ad avere appetito. Per il proseguo degli anni mi auguro che non manchi da mangiare e che aumenti sempre più quell'appetito che in termini pratici si materializzi in quella voglia di fare, di partecipare, di spendere un po' di tempo per la nostra cara Breccia Fiorata. Consentitemi inoltre di ricordare e nello stesso tempo di ringraziare tutti i nostri compaesani sparsi nel mondo. A loro va il nostro più vivo e sentito abbraccio. Durante il periodo della promozione della Breccia Fiorato hanno dimostrato, anche se da lontano, quell'attaccamento viscerale per il proprio paese, in tutti i modi possibili. Grazie di tutto. Oggi virtualmente siete qui. Siamo orgogliosi di voi che in una maniera o nell'altra avete date e darete lustro alla vostra cara ed amata terra natia. A questo punto non mi resta altro che chiudere la bocca, ringraziare gli intervenuti e lasciar parlare le opere artistiche della Breccia Fiorata, del Corpus Domini, inserite in uno splendido angolo del nostro caro e amato paese. Viva la Breccia Fiorata e buona visione a tutti coloro che decideranno di onorarci della loro presenza. Grazie. Grazie a Lino Noto. Io non mi dilungherò molto, praticamente si è detto tutto quasi. Ringrazio sicuramente tutte le autorità che oggi sono qui con me e mi hanno onorato della loro presenza, i sindaci, le autorità religiose, le autorità militari, tutti quanti, i cittadini tutti. Volevo anche approfittare per fare una qualche comunicazione, mi hanno pregato di farlo. Il capitano Luigi Balestra stasera doveva essere qua con noi, purtroppo non può esserci per motivi istituzionali, ha dovuto partecipare alla celebrazione del 201esimo, come ricordava padre Pino da Placa, per il 201esimo, dicevo, della festa dell'Arma. Poi oggi pomeriggio mi pregava di dirlo, ci teneva ad esserci,
un altro sindaco che manca per motivi strettamente non previsti, diciamo. Francesco Onorato di Castronovo oggi pomeriggio mi ha chiamato dicendomi che non poteva esserci. È successa purtroppo una disgrazia a Castronovo, un ragazzo di 35 anni è morto lasciando la moglie in un incidente di lavoro, e quindi non se la sentiva di venire qua, voleva stare vicino alla famiglia di questo nostro amico, chiamiamolo così anche se non lo conoscevamo, ma sicuramente la famiglia aveva bisogno di conforto e quindi ha preferito rimanere. Voglio salutare anche tutti i miei concittadini, permettetemelo, perché oggi vi voglio dare un abbraccio ideale, veramente siete stati straordinari tutti. Lino ha preferito elencarvi tutti, io non l'ho previsto, non lo farò per evitare di dimenticare qualcuno. Guardate, vedere lavorare tutti, dai più piccoli ai più grandi, ai giovani, fra virgolette, come li ha chiamati lui, è straordinario e bellissimo. Non nascondo, abbiamo avuto anche dei momenti di scoraggiamento, però ci siamo rimboccati le maniche tutti, abbiamo superato le difficoltà, ognuno di noi ha cercato di remare nella stessa direzione per poter far sì che stasera questo splendido e straordinario scenario che siamo riusciti a regalare a tutti voi possa continuare negli anni, possa continuare, anzi non è una speranza, ne sono quasi certo che gli acquavivesi non demorderanno, continueranno negli anni a organizzare questa splendida manifestazione. Come amministrazione abbiamo colto subito l'attimo, non appena ci è stato proposto l'anno scorso, ci siamo messi a disposizione per quello che potevamo, chiaramente per le risorse che avevamo. Quest'anno devo dire abbiamo avuto qualche po' di tempo in più, e grazie anche alla neonata Proloco che con Elena e tutti gli altri si sono messi subito a disposizione, non si sono mai tirati indietro sin dal primo momento, e li ringrazio pubblicamente perché meritano veramente di essere incoraggiati per poter organizzare non solo la Breccia Fiorata ma anche le manifestazioni che nel corso dell'anno in un comune si organizzano. È nostra intenzione come amministrazione stargli vicino, incoraggiarli e far sì che questo avvenga. Ne sa qualcosa il neo assessore di Mussomeli, Sebilo Conte, che è un assiduo frequentatore della Proloco mussomelese, e quindi ha fatto sì anche di incoraggiare i nostri ragazzi. Non me ne vogliono gli altri sindaci, volevo ringraziare particolarmente, non perché ho qualcosa in più rispetto agli altri, siete tutti amici, me lo dimostrate con la presenza stasera e vi ringrazio pubblicamente. A parte Alessandro Plumeri che è stato eletto da qualche giorno, però era già sindaco, quindi ha già chiaro come andare avanti. Ma ringrazio a Giuseppe Catania che si è insediato stamattina a Mussomeli e malgrado Sua Eccellenza il Vescovo è a Mussomeli, ha salutato Mussomeli e ci ha onorato con la sua presenza qua stasera, e lo ringrazio pubblicamente, anche se gliel'ho detto anche in privato. È chiaro che ringrazio anche all'onorevole Miccichè che si è messo all'ultimo banco con il nostro discolo. Questo è il sindaco più discolo della provincia di Caltanissetta, Gianfilippo Bangheri. No, è un amico, quindi ogni tanto sdrammatizziamo. Sapete, quando hanno
preparato questa inviolata l'anno scorso, ma qualcuno me lo chiede anche fuori dal mio comune. Ma chi è sta inviolata? Di chi si tratta? E tutti paragonano questa nostra inviolata a Noto. Ah, l'inviolato con chi date Noto? Io ieri mi veniva in mente, non ci trasse niente, cioè noi non abbiamo nulla a che vedere con quella di Noto. Ma ironia della sorte, il nostro Deus ex machina della manifestazione si chiama Noto. Qualche cosa in comune forse ce l'abbiamo. A parte le battute, voglio dire, in questi giorni è stato per noi un momento veramente di gioia, vedere tutte le persone che si davano da fare, la piazza strapiena di gente di tutte le età, veramente è stato un momento di grande gioia e per questo dico grazie a tutti, scusate se me ne scordo qualcuno. Grazie a Padre Rosario, perché è giusto che è stato sin dal primo momento alle nostre riunioni, ai nostri problemi e per risolvere i nostri problemi, al coro parrocchiale. Ringrazio i nostri vigili urbani che sono sempre a disposizione e che stanno facendo il loro dovere senza mai tirarsi indietro. Al maresciallo dei carabinieri e a tutta la caserma chiaramente, perché ci assistono sempre nelle nostre manifestazioni e con cui ci lega un rapporto, diciamo, istituzionale e anche affettivo di stima. Vi voglio ringraziare idealmente uno per uno, siete straordinari, non è facile avere la possibilità di parlare alla popolazione se non per comizi pubblici, giusto Giuseppe? Ma oggi non è un comizio, oggi è veramente un riconoscimento da parte dell'amministrazione comunale che io rappresento a ognuno di voi. Veramente vi meritate un ringraziamento a uno, siete straordinari. Grazie veramente a tutti e grazie anche agli ospiti. Dimenticavo di ringraziare le confraternite che oggi sono qua ad onorarci. Ringrazio agli altri amministratori dei comuni che hanno accompagnato i sindaci, ci sono assessori di Campofranco, di Mussomeli, di Sutera, di Villalba, scusate se me ne ascolto qualcuno, Marianopoli, insomma San Cataldo e quant'altro. Io, Delia, vabbè, Gianveli e Delia, ci facciamo un applauso sindaco di Delia così. Abbiamo un rapporto. Mi è davanti, che fate? È il più giovane di tutta la compagnia, Giuseppe è anche il più giovane di te, no? Quindi è quello più indisciplinato di tutti. Grazie a tutti, abbiamo anche scherzato. Grazie veramente, viva la Breccia Fiorata d'Acquaviva. Grazie a tutti i volontari, grazie a Lino, grazie alla Proloco, grazie a tutti i sindaci di San Cataldo, Villalba, Bonpensiere, Casteltermini, Delia, Mussomeli, Marianopoli, Campofranco, Sutera. Veramente grazie a tutti, scusate se dimentico qualcuno, siete grandi. Acquaviva deve cercare di crescere. Grazie veramente e buona Breccia Fiorata a tutti.
Sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Preghiamo. O Dio che abiti una luce inaccessibile e ci hai amato di così grande amore da renderti visibile nel Cristo, volgi lo sguardo ai tuoi fedeli che ritraggono in queste immagini l'umanità del tuo Figlio e fa che siano configurati a Lui che venerano in queste immagini. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Forza, poco, dai. Vai. Avanti! Intanto ci faccio una bella foto.